AD 3 settembre 1763, Iseppo, figlio di Francesco Sartori, e Angela, figlia di Giovanni Zardo, nato ieri sera. Ecco il documento che restituisce da antiche carte, grazie a una ricerca certosina dello studioso di archivistica Federico Piscopo, la certezza dell'esistenza di un quarto fratellastro, il primogenito per discendenza, per il celebre scultore Antonio Canova. Iseppo, poi Fra Giuseppe, nato a Crespano nel 1763 e morto a Padova di febbre maligna nel convento di San Francesco Grande nel 1797, era il primogenito di Francesco Sartori e di Angela, la madre di Antonio Canova, rimasta vedova. Un legame che non si è mai dissolto, quello tra lo scultore e la mamma Angela, nonostante dopo la morte del padre fosse cresciuto con il nonno, testimoniato dall'affetto verso le sorellastre Elisabetta e Maria e del ben noto abate Giovanni Battista Sartori, di cui lo scultore sostenne gli studi accogliendolo nella casa romana. Dell'abate Sartori ricorrono nel 2025 i 250 anni dalla nascita, che saranno celebrati in una mostra che sarà ospitata a Palazzo Reale di Crespano di Pieve del Grappa il prossimo autunno. Una scoperta che testimonia il legame tra lo scultore di Amore e Psiche e l'intero territorio pedemontano, una figura, quella di Iseppo, che, ha spiegato il sindaco di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin, rappresenta un valore identitario che ci permette di riconoscere nella nostra storia locale i semi di una vicenda umana e spirituale che merita di essere conosciuta.